Adesso vi faccio sentire, parlando di Napoli, le parole di Milinković-Savić. Il nuovo portiere del Napoli è stato presentato quest'oggi, sentitelo, sugli allenamenti di Conte. No, dal primo giorno, quando sono arrivato, ho visto un gruppo molto aperto, no? Mi sono sentito subito benvenuto, quindi non direi per nessuno in particolare che mi sono legato, no? Però con la squadra, con il gruppo già ci sono. Ed è stato molto facile, siccome è veramente un bel gruppo di ragazzi di buon cuore, no? E per il lavoro invece sinceramente sto bene, ho sentito di peggio. Ma secondo voi a chi o a cosa si riferisce quando Milinković-Savić dice ho sentito di peggio, intendendo forse ho vissuto di peggio a livello di allenamenti? Cosa dite? Sì, secondo me voleva dire che magari ho visto allenamenti anche più pesanti, oppure magari ho sentito che qualcuno mi ha commentato. Non lo so, comunque... Ah, dici, gli era stato riportato in maniera più grossa di quello magari in maniera pittoresca, perché comunque... sai, lui non è allenato da Conte. Gli allenamenti sono... Questa è la differenza. Sono allenamenti da Marines, praticamente. È vero? Sì, è vero. Il nuovo portiere del Napoli, che deve contendersi pari con Meret, poi non risponde direttamente a Conte per il ruolo ovviamente che ricopre. A proposito di allenamenti duri, in queste prime 4 amichevoli il Napoli non brilla per nulla. 2 KO, un pareggio, tra l'altro con avversari modestissimi, con tutto il rispetto per gli avversari in questa ovviamente parentesi estiva. Voi come vi spiegate questo rendimento? Tutto previsto? Per gli allenamenti duri che hanno nelle gambe. Carichi ci sta, cioè calcio d'estate, queste partite sono sgambate per sgranchire le gambe, per i carichi che hanno. Cioè praticamente i giocatori bisogna sempre sapere che mettono benzina in corpo oggi per essere poi pronti per quando comincia la stagione e per un lungo periodo, dunque ci sta. Sono partite che servono solo per quello. E la gestione di un gruppo così folto da parte di Conte, che deve correre su 2 fronti, almeno su 2 fronti quest'anno, Beppe, come la vedi? Deve avere una squadra competitiva per più fronti, perché non sono 2. Però lui gestisce sempre un gruppo di titolari, cioè nella sua storia Conte ci ha fatto vedere questo. Sì, però oggi chi è in panchina è titolare, perciò oggi penso che Conte ha una squadra competitiva a 360 gradi. Sì, è vero, non ha nomi di secondo piano. Oggi a Conte gli viene chiesto lo step europeo. Ha dimostrato sempre di essere allenatore da campionato, però anche per lui stesso, e penso che non veda l'ora di dimostrare che comunque anche a livello europeo è un allenatore di primo ordine. Dunque, presidente della Ventis col direttore Manna gli hanno fatto una squadra d'Europa, perché questa è una squadra che a mio avviso deve ben figurare in Champions League. Sì, perché solitamente Conte individua un fronte e va dritto per quella strada. Adesso deve gestire un gruppo folto e io direi, Beppe, con giocatori tutti di primissima scelta, senza cercare di scontentare nessuno. E poi deve competere sia in Italia che in Europa, perché io non credo che ad un certo punto lui dica voglio fare, tra virgolette, il botto in Europa e allora lascio stare il campo. Conte non si accontenta. Poi tu prima hai detto, quando tu giochi in grandi club come Napoli, Milan, Juve, non ci sono riserve. Sai che quando vai lì puoi giocare come non giocare. Sei un grande club che vuol vincere, poi alla fine le loro partite tutte le fanno, perché sai, ci sono periodi che giocano 3 partite in 10 giorni e non è che puoi fare la stessa formazione per 10 giorni. Lo sa bene l'Inter, che in quell'inghippo c'è caduto in questa stagione che si è appena conclusa, senza portare poi, ahimè, a casa niente. Vi faccio sentire Milinković-Savić su Conte. Da quando sono arrivato mi ha chiesto solo in particolare di lavorare tanto, come tutti gli altri. E poi per le altre cose non siamo ancora riusciti a parlare. E sicuramente quando ti chiama un allenatore come Conte
è difficilissimo dire no. Allora, stavamo discutendo con gli ospiti e anche con Malù che insomma Conte alla fine l'importante è che si lavori duro. Sì, ma assolutamente. Lui il lavoro fa parte proprio del suo pane e dunque chi va a lavorare per lui sa che comunque il lavoro è durissimo, ma poi i risultati spesso sono dalla sua parte. Dunque quello che ho detto prima, quest'anno gli si chiede, oltre eventualmente a confermarsi nel campionato, lo step europeo. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, restate con noi per l'ultima parte. Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti su un nuovo video del vostro canale preferito dedicato al nostro amato Napoli. Le ultime ore di calciomercato sono state un vero e proprio terremoto, ritorni di fiamma inaspettati, trattative che si riaccendono all'improvviso, nuovi colpi in arrivo e addii ormai segnati. La società si muove su più fronti e c'è grande fermento a Castel Volturno, ma adesso vi racconto tutto, restate con me e come sempre. Forza Napoli, sempre! Non solo Miretti, ritorno di fiamma a sorpresa per il centrocampo. La notizia è rimbalzata da più fonti nelle ultime ore. Se da un lato l'attenzione sembrava tutta focalizzata su Fabio Miretti della Juventus, adesso il Napoli ha riacceso i fari su Yunus Musa, centrocampista statunitense del Milan, una pista che sembrava definitivamente tramontata, ma che ora torna prepotentemente d'attualità, grazie a una serie di fattori strategici che stanno rimescolando le carte sul tavolo del calciomercato. Il Napoli è nel pieno di un'estate caldissima sul piano tecnico e dirigenziale. Dopo i 6 colpi già messi a segno e una rosa che va via via prendendo forma secondo le direttive di Antonio Conte, la società sta cercando di chiudere le ultime operazioni per completare il mosaico e proprio il centrocampo rappresenta ancora un reparto in cui il tecnico leccese chiede rinforzi, anche per garantire alternative tattiche in vista della stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Miretti è stato identificato come una delle pedine perfette per dare dinamicità e qualità, ma l'attenzione ora è tornata sul numero 80 rossonero. Musa è un profilo che da sempre piace al Napoli, giovane, duttile, con esperienza in Serie A e nelle competizioni internazionali. Il club partenopeo lo aveva sondato già nei mesi scorsi, ma i 25 milioni richiesti inizialmente dal Milan avevano raffreddato l'interesse. Ora, però, le condizioni sono cambiate. Con l'arrivo a Milano di Ardon Giashari, il centrocampista svizzero proveniente dal Lucerna, le gerarchie del centrocampo rossonero sono destinate a cambiare. Questo potrebbe spingere il Milan a cedere Musa, anche per finanziare ulteriori operazioni. Il Napoli è pronto a inserirsi nuovamente con decisione. Musa, che in passato aveva già dato il suo gradimento al trasferimento all'ombra del Vesuvio, si dice ancora convinto della destinazione e disposto ad accettare il progetto targato Conte. La situazione resta fluida, ma il ritorno di fiamma è concreto. De Laurentiis starebbe preparando una nuova offerta, leggermente inferiore rispetto a quella estiva, confidando proprio sulla volontà del giocatore e sul minor minutaggio che gli prospetterebbe il Milan, dopo l'arrivo di Giashari. La pista Miretti, dunque, resta viva ma defilata, almeno per il momento. Il Napoli non vuole attendere oltre e punta a definire uno dei due profili entro metà agosto, in modo da garantire al mister una rosa completa e pronta per l'inizio del campionato. Nel frattempo un'altra trattativa ha subito una decisa accelerata nelle ultime ore. Parliamo di Huanlu, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Il nome non è nuovo nel radar azzurro, ma sembrava che la trattativa si fosse raffreddata dopo il forte inserimento del Wolverhampton. In realtà, come riportato da Sky Sport, è proprio il Napoli a essere tornato in pole per il giovane spagnolo. La chiave di volta è una promessa fatta dal club azzurro al giocatore: garantire spazio, continuità e crescita in un contesto competitivo. Huanlu ha scelto il Napoli, rifiutando le avance del club inglese e attendendo che le società trovino un accordo definitivo. Il Napoli ha alzato l'offerta fino a 17 milioni di euro, mentre il Siviglia ne chiede 20. La distanza è minima e facilmente colmabile. È probabile che l'intesa possa essere raggiunta con l'inserimento di bonus o percentuali sulla futura rivendita. Il profilo di Huanlu rappresenta esattamente ciò che Conte cerca per il ruolo di vice di Lorenzo. Giovane, affidabile, tecnico, con buona propensione offensiva e già con una discreta esperienza in Liga.
Un'alternativa importante che può diventare anche un titolare aggiunto nei momenti di turnover o in presenza di più competizioni. Il ragazzo si sta allenando a parte, in attesa di novità. Il suo entourage è in contatto quotidiano con gli uomini in mercato azzurri e filtra un cauto ottimismo per la chiusura imminente. Sul fronte cessioni restano in bilico diverse posizioni. Alessio Zerbin è a un passo dal trasferimento al Torino. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni, con bonus legati a presenze e rendimento. Anche Zanoli, inizialmente incluso nei piani del mister, potrebbe salutare di nuovo in prestito se dovesse arrivare proprio Huan Lu. La Salernitana si è fatta avanti, ma c'è anche il Genoa in pressing. Nel reparto avanzato, infine, l'attesa è tutta per il quarto esterno offensivo. Politano, Neres e Lang sono ormai i punti fermi di Conte, ma serve un altro tassello per completare il reparto. Piace sempre Niccolò Cambiaghi dell'Empoli, ma si valuta anche una soluzione estera. In giornata è emerso l'interesse per un giovane esterno olandese della Z Alkmaar, valutato circa 12 milioni. Il Napoli lo segue con attenzione e ha già inviato uno scout nei Paesi Bassi per visionarlo dal vivo in amichevole. Non è escluso un affondo nei prossimi giorni, soprattutto, ma non finisce qui. Giovanni Simeone è pronto a dire addio al Napoli. È questione di ore ormai. Dopo settimane di trattative, offerte, rilanci e contatti, l'epilogo è arrivato. Il Ciolito si trasferisce al Torino. La data è già fissata. Mercoledì 6 agosto sarà ufficialmente un nuovo giocatore granata. L'accordo è stato raggiunto sulla base di 7 milioni di euro, più 1 milione di bonus legati a presenze e rendimento. Un'operazione che si è sbloccata definitivamente negli ultimi giorni, con il Napoli che ha accettato l'offerta, ritenuta congrua per un calciatore non più centrale, nel progetto di Antonio Conte. Simeone saluta Napoli dopo 3 stagioni e 2 scudetti vinti, un bottino impressionante, soprattutto se consideriamo il ruolo non sempre da titolare. Il suo contributo, però, è stato fondamentale. Gol decisivi contro squadre di prima fascia, presenza costante nello spogliatoio e atteggiamento esemplare. Un attaccante silenzioso ma letale, che ha scritto una pagina importante nella storia recente del club. È rimasto quando avrebbe potuto chiedere la cessione, ha accettato il suo ruolo da alternativa e ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. La sua stagione migliore in azzurro è stata quella dello scudetto con Luciano Spalletti. Nonostante fosse l'alternativa a Victor Osimhen, Simeone ha saputo incidere nei momenti chiave. Basti pensare ai gol contro il Milan, la Roma e il Lecce, tutti arrivati in match complicati e risolti da lui con freddezza e lucidità. Quei punti, sommati, hanno avuto un peso specifico enorme nella corsa al titolo. La sua grinta, il suo spirito combattivo e il suo attaccamento alla maglia gli hanno fatto guadagnare l'affetto dei tifosi, che oggi lo salutano con rispetto e gratitudine. Il suo passaggio al Torino non rappresenta solo una nuova avventura personale, ma anche un tassello importante in un rapporto che si sta facendo sempre più saldo tra i due club. Dopo la trattativa Buongiorno sfumata solo per volontà del giocatore e le recenti operazioni che hanno visto Milinkovic-Savic approdare in azzurro e Ngonge fare il percorso inverso verso il Piemonte, questa cessione rappresenta l'ennesima conferma di una linea di collaborazione strategica. Simeone sarà un rinforzo di lusso per la squadra di Vanoli, che punta a un campionato di alto livello. Per il Napoli si tratta di un'altra plusvalenza utile anche per dare respiro alle operazioni in entrata. Il club ha infatti la necessità di riequilibrare il bilancio e reinvestire su profili più adatti al calcio di Conte, ma non finisce qui. Il nome successivo sul tavolo delle uscite è quello di Giacomo Raspadori. In queste ore è circolata con insistenza la voce di un forte interessamento da parte dell'Atletico Madrid, che avrebbe messo gli occhi sull'attaccante italiano in vista della nuova stagione, un corteggiamento che va avanti da qualche settimana, ma che nelle ultime ore ha preso forma in maniera più concreta, come confermato da Alfredo Pedullà nel suo ultimo aggiornamento video. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, la proposta ufficiale dell'Atletico Madrid non avrebbe superato i 20 milioni di euro, una cifra ritenuta ampiamente insufficiente da parte del Napoli, che per iniziare a discutere della cessione del numero 81 azzurro ne chiede almeno 30.
Raspadori è sì considerato cedibile da Conte, ma solo alle condizioni economiche ritenute congrue dalla dirigenza. Il tecnico leccese apprezza le qualità del giocatore, ma non lo ritiene intoccabile. Un'eventuale partenza, però, dovrà essere compensata da un innesto di pari valore, se non superiore, soprattutto alla luce del già avvenuto addio di Osimhen e ora di Simeone. Raspadori ha avuto un percorso altalenante con la maglia del Napoli. Arrivato con grandi aspettative dopo l'ottima esperienza al Sassuolo, si è trovato spesso a dover agire fuori ruolo, come falso 9 o ala d'attacco. Nonostante ciò, ha sempre saputo farsi trovare pronto nei momenti più difficili, siglando reti decisive in partite delicate. Il gol contro la Juventus, quello contro il Milan nella passata stagione, sono solo alcuni degli esempi di quanto Jack sia stato utile, anche se lontano dai riflettori dei titolari. Oggi, però, si trova in una posizione complessa. Non è considerato imprescindibile per Conte e ha bisogno di continuità per crescere ulteriormente. Per questo motivo una cessione non è esclusa. Il Napoli, comunque, non ha intenzione di svendere il suo talento. Pedullà lo ha spiegato chiaramente: sotto i 30 milioni non si apre nessuna trattativa. L'Atletico Madrid ha mostrato interesse concreto, ma dovrà tornare con un'offerta ben diversa. La sensazione è che gli spagnoli vogliono chiudere prima altre operazioni, in particolare legate all'uscita di alcuni attaccanti, prima di spingere con forza per l'azzurro. In Spagna c'è chi scommette che l'affare possa concretizzarsi entro Ferragosto, ma al momento non ci sono elementi certi. Conte, dal canto suo, osserva e aspetta. L'obiettivo è avere una rosa completa e definitiva almeno 10 giorni prima dell'inizio del campionato. Per questo la società è al lavoro su più fronti. Se in entrata si continua a lavorare per un nuovo esterno offensivo e per un centrocampista, vedi Musà e Miretti, in uscita bisogna definire quanto prima le posizioni di Raspadori. Napoli continua a muoversi con ambizione e attenzione. Il mercato non è ancora finito e lo dimostra il fatto che ogni giorno escono novità, trattative, accordi imminenti. La dirigenza è al lavoro per garantire ad Antonio Conte una rosa che possa competere su più fronti, con qualità, profondità e grande spirito di rivalsa. I tifosi, pur tra addii dolorosi e attese per nuovi colpi, possono restare fiduciosi. Il Napoli vuole tornare protagonista e il lavoro è appena cominciato. Se volete restare aggiornati su tutte le principali notizie riguardanti il Napoli, il calciomercato, le formazioni, le conferenze stampa e tutte le voci dal mondo azzurro, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ogni giorno vi porteremo le ultime notizie direttamente da Castelvolturno e non solo, con aggiornamenti tempestivi, approfondimenti e commenti a caldo. Forza Napoli sempre!